Onorevole Pumilia, lei è stato partecipe di questa riunione di varie associazioni culturali al Centro Pasolini su Agrigento 2025. Ecco, sinteticamente, cosa è emerso da questo incontro? Più che partecipe, ho provocato questo incontro insieme al Maurizio Masone che dirige il Centro Pasolini, per tentare di raccogliere insieme associazioni, cittadini, uomini di cultura che hanno deciso di non stare più in silenzio, di non assistere inerti ad una vicenda che rischia non solo di non dare lustro alla città di Agrigento, quindi di non cogliere le opportunità che Capitale della Cultura dovrebbe dare alla nostra città, ma di danneggiarla sul terreno dell'immagine, come purtroppo sta avvenendo. Allora abbiamo voluto ragionare attorno a una questione, il sentiero è stretto, il tempo che rimane è breve, quello che si può salvare del progetto, anche rimodulando alcuni aspetti, va fatto e va fatto chiedendo all'amministrazione comunale, alla fondazione di aprirsi realmente al confronto con la città. Noi vogliamo costituire, in maniera informale ovviamente, una sorta di osservatorio sulle iniziative che vengono poste in essere e naturalmente su quelle che non vengono poste in essere, e nello stesso tempo chiederemo un incontro con l'amministrazione comunale e con gli organi della fondazione per far capire, per ragionare insieme su una questione elementare. Non si può immaginare di continuare a ignorare la città, a sequestrare Capitale della Cultura in una sorta di recinto della politica locale. Se si vuole salvare il salvabile, e non è molto da salvare purtroppo, per il tempo perduto e per gli errori fatti, bisogna dialogare, bisogna confrontarsi, bisogna aprirsi. Quindi stilerete un documento, farete una richiesta ufficiale agli organi Sì, faremo una competenti? richiesta domani, faremo una richiesta esplicita di incontro alla nuova presidente della fondazione e all'amministrazione comunale. Come valuta questi movimenti relativamente al cambio della presidenza della fondazione? Ma io non do giudizi perché purtroppo ci sono stati degli errori da parte della fondazione, ma le responsabilità maggiori non sono in capo alla fondazione. Il professore Minio, per carità, avrebbe dovuto, anziché aspettare di essere indotto ad andare via, andarsene con le sue gambe, come dignitosamente avrebbe potuto fare in ragione della sua indubbia professionalità, quando capiva che lui era lì uno schermo dietro il quale non si riusciva ad andare avanti o non si riusciva a fare in modo che la vicenda di Capitale della Cultura diventasse una questione esclusivamente o prevalentemente culturale anziché politica.